Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, l'ultima volta noi, sempre seguendo questo stesso autore, Jacques Philippe, abbiamo seguito in diversi incontri un libro anche breve che lui ha, che si chiama La pace interiore, e quindi è un piccolo libretto dove lui lascia delle ricette molto concrete, appunto per non perdere la cosa più preziosa che noi abbiamo, che è la pace del cuore. E in questo secondo libro, anche breve, lui si propone un altro scopo che alla fine è lo stesso, cioè lui lo chiama la libertà interiore, che va insieme con quello della pace interiore, cioè per non perdere la pace interiore io devo capire certe cose riguardo a che cosa è la mia libertà e come la devo utilizzare, no? Infatti lui si propone qui all'inizio del libretto, di questo piccolo opuscolo, parla di che cosa si propone, in che modo lui vuole portare avanti questo proposito. Dice: il proposito di questo librincino è affrontare un tema fondamentale dell'esistenza cristiana, quello della libertà interiore. L'intenzione è semplice, però a me pare essenziale che ogni cristiano arrivi a scoprire che anche nelle circostanze esterne più sfavorevoli egli ha ancora sempre dentro di sé uno spazio di libertà che nessuno può portargli via, perché di esso è Dio la sorgente e il garante. Ma fino a quando non lo scopriremo ci sentiremo sempre allo stretto nella vita e non gusteremo mai di una vera felicità. Quindi lui dice che lo scopo di questo librincino è farci capire che nonostante noi, di fronte a tante situazioni che dopo vedremo, no? Ci sentiamo scomodi, ci sentiamo anche costretti, ci sentiamo imprigionati, perché persone ci fanno la contra, situazioni anche che non vorremmo sentire o ascoltare, li dobbiamo ascoltare e sentire, abbiamo di patire una malattia, qualunque cosa che ci tolga quella libertà, dice lui, attenzione che non ce la toglie totalmente e assolutamente. Ci sono situazioni che apparentemente ci tolgono la libertà, però dentro di noi sempre resta uno spazio libero che noi dobbiamo sapere sfruttare, perché altrimenti vivremo sempre con l'angoscia che tutto mi toglie qualcosa di libertà. Per esempio, il caldo, già mi sento male perché è qualcosa che mi toglie spazio, che mi toglie il voler star bene, il voler stare... E uno perde la pace, e pensa di perdere libertà, perché non c'ho il comando di tutto, non c'ho il comando, non c'è un'aria condizionata fuori. E lui dice: attenzione che molte volte noi perdiamo questa pace perché pensiamo di essere costretti dalle situazioni esterne e ci dimentichiamo che dentro di noi sempre resta uno spazio libero che lo dobbiamo sapere sfruttare. Quindi, dice lui, nel primo punto all'inizio, comincia a definire cosa è la vera libertà e che cosa non è la vera libertà. Dice in questo punto, in cerca di libertà, la verità, cita subito un passaggio della scrittura, la verità vi renderà liberi, dice Gesù,
nel Vangelo di San Giovanni. San Paolo dice anche: dov'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. Quindi Dio è il primo principio di libertà, e quindi un'anima che si vuole liberare dal peso di tutto quello che la tiene oppressa, la prima cosa che deve fare è fare un aggancio con Dio. Resta da vedere quale sia la vera natura, cioè che cosa è la libertà, e ciò che noi intendiamo fare adesso. Quanto alla cultura moderna, sono secoli ormai, e anche noi lo possiamo constatare, che questa cultura è segnata sempre da quell'aspirazione forte alla libertà, cioè tutti aspiriamo ad essere liberi, ma ben sappiamo quanta ambiguità possa contenere questa nozione e a quante deviazioni possa portare. Quindi tutti abbiamo un desiderio di libertà, però il problema nostro è che tante volte confondiamo libertà con quello che viene chiamato libertinaggio. Cioè la persona che pensa che essere libero vuol dire che non devo essere costretto da nessuna regola esterna, e questo è falso. Cioè libertà significa non significa fare quello che mi pare. Cioè io quando arrivo qui al ponte che devo attraversare la via Appia, mi sembra c'è un semaforo diventa rosso, nessuno dirà no, io sono libero, mi costringe a fermarmi, passo lo stesso. Non è che è libero perché lui passa il semaforo in rosso e quindi no, la libertà vuol dire semplicemente fare quello che è giusto, fare quello che è più buono, quello che è meglio. Libertà non significa che faccio quello che mi pare, quello è libertinaggio. E qui la grande confusione del tempo odierno e dei ragazzi di oggi: pensano che libertà è fare quello che ti pare, e quello non è libertà. Perciò che, continuando a cercare di capire che cosa è la libertà, Jacques Philippe comincia a dare certi tratti, certe caratteristiche, e dice che libertà è qualcosa che va insieme con felicità. E dice: l'essere umano manifesta tutta questa sete di libertà anche perché ha un'aspirazione fondamentale, che è quell'aspirazione alla felicità. Cioè la persona che vuole essere felice, cioè respirare a due polmoni, è una persona che vuole essere libera, e intuisci che non c'è felicità senza amore e non c'è amore senza felicità. Chi vuole essere felice è perché vuole amare o essere amato, però anche sa che l'amore si trova in mezzo alla libertà. Il suo problema è che spesso ama in malo modo, perfino se stesso ama in modo egoistico, e alla fine si ritrova frustrato perché solamente un amore autentico può soddisfarlo. Un amore obbligato, interessato o dato in vista della pura soddisfazione di un bisogno non merita il nome di amore. L'amore non si ruba, l'amore non si compra. Non c'è amore vero e quindi anche felice se non fra persone che dispongono liberamente di sé per darsi un'altra. Quindi il problema della libertà e della felicità di oggi è appunto lo stesso: il cercare la felicità in un amore che è sbagliato. E qual è l'amore sbagliato? Quando io cerco un amore semplicemente per coprire un bisogno, un amore che è obbligato, un amore che è necessario e non è libero. Chi ama, ama veramente e liberamente. Perciò lui dice: come si arriva a questa libertà, a amare liberamente? Per aiutare coloro che vogliono arrivarci, dice lui, a capire cosa significa amare liberamente, essere veramente liberi, non essere costretti da circostanze esterne che mi tolgono questa libertà, lui dice: cominceremo a capire che cosa è non essere libero. Adesso ha parlato più o meno che cosa è la libertà, però dice: per capirci meglio, vediamo il contrasto. Cosa non è essere libero o cosa non è libertà? E comincia a dare certe definizioni. Libertà è
rivendicazione di autonomia oppure accettazione di una dipendenza? Cioè, cosa significa libertà? Essere assolutamente libero al punto tale di cadere in questo libertinaggio, o la persona veramente libera è quella che sa accettare anche delle regole? Dice, forse per l'uomo moderno essere libero significa sbarazzarsi di ogni costrizione e di ogni autorità, né Dio né padrone, quello che dicevamo prima, no? Che è la mentalità dei ragazzi di oggi, no? Libertà è fare quello che mi pare. Per il cristianesimo, al contrario, la libertà può trovarsi soltanto in una sottomissione a Dio. Vedete che sembra contraddittorio, no? Per il cristiano lui trova la libertà quando si sottomette a chi? All'autore della libertà, che è Dio stesso. Proprio qui si manifesta nella sua pienezza il paradosso evangelico. Il Vangelo dice: chi vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita a causa mia la salverà. E lui applica questa sentenza, questo detto di Gesù, la libertà. Dice, per dirlo con altre parole, chi vuol salvare e difendere la sua propria libertà ad ogni costo la perderà, ma chi accetta di perderla consegnando con fiducia nelle mani di Dio la salverà. Essa gli verrà resa infinitamente più bella e autentica come un meraviglioso dono della tenerezza divina. Quindi come capire questa apparente contraddizione? Cioè, io riacquisto libertà dal momento nel quale la do a un altro. Per esempio, pensate voi nel caso di quelli che si sposano. Perché i ragazzi di oggi non si sposano? Perché hanno questo concetto falso di libertà. Loro pensano che acquisire questa responsabilità, dare questo passo, significa perdere la libertà, perdere l'autonomia. E perché? Perché non sanno amare, amano in un modo egoistico. Invece chi si sposa sul serio, anche se sta donando totalmente se stesso all'altra persona, lui sa di non perdere la libertà, la riacquista in un modo più bello, perché la condivide con un'altra persona che anche ha lasciato la sua libertà nelle mani del suo sposo o della sua sposa. E non la stai perdendo, la stai acquistando in un modo ancora molto più grande, perché non sei schiavo della tua sposa o schiavo del tuo sposo, hai messo nelle sue mani la tua libertà, cioè tutta la tua persona, e in questo modo la riacquisti. Noi possiamo pensare che i genitori hanno perso la libertà perché tutto il giorno devono pensare ai suoi figli. Ci sono padri che amano egoisticamente, per loro sì hanno perso la libertà, ma un padre che ama realmente il suo figlio o una madre che ama realmente il suo figlio, per loro non sentono questo peso di aver perso la libertà perché sto curando il mio figlio, lo sto facendo crescere. No, fa parte della mia libertà, è quello che mi rende libero, liberamente madre e liberamente padre. Questo allora è il problema che noi vediamo sempre nei matrimoni attuali, nella gioventù attuale, e noi stessi, quando uno non sa donarsi, non sa amare, sempre alla fin fine, per non volermi donare all'altro, finisco chiuso in me stesso, e per non voler diventare schiavo di un altro, divento schiavo di me stesso. Per non voler donarmi a un altro, rimango chiuso in me stesso, incarcerato in me stesso. O voi pensate nei santi, andiamo sul concreto. Pensiamo in queste suore che stanno dietro le sbarre, diciamole così. La prima idea che ti viene: hanno perso la libertà. E invece loro ci potrebbero dire il contrario: siete voi dietro le sbarre. Noi siamo contentissime, felicissime qui dentro e liberissime qui dentro. Anzi, loro ci vedono a noi come dietro le sbarre, con tanti problemi, con tante schiavitù, con tante cose che condizionano la nostra libertà.
E come hanno acquistato loro quella libertà interiore che noi la percepiamo? Si sente, si percepisce quella libertà che hanno, perché hanno saputo donare la libertà a Dio. E Dio ti ridà molto di più, ti ridà il 100 per 1 di quello che tu gli dai. Hanno fondato la sua libertà nella libertà di Dio, l'autore della libertà. Quindi la libertà non significa rivendicazione, autonomia, tenere tutto sotto controllo, significa anche essere dipendente, cioè donarsi e donare a un altro per riacquisire quella libertà. Un'altra cosa da tenere presente: libertà esterna oppure libertà interiore, perché qui abbiamo un'altra illusione che dobbiamo cercare di correggere per non perdere la nostra libertà e per non perdere la nostra pace. Dice l'autore: un'altra fondamentale illusione riguardo alla libertà consiste nel fare una realtà esterna, tutta esteriore, cioè io sono libero se tutte le cose esterne vanno come dico io. Tutto dipendente dalle circostanze e non una realtà anzitutto interiore. La libertà è qualcosa dal di dentro. Spieghiamoci, dice, il più delle volte abbiamo l'impressione che ciò che limita la nostra libertà siano le circostanze della vita. Noi abbiamo parlato del caldo, una circostanza esterna che ci limita. Le costrizioni che ci impone la società, questo già è qualcosa che ci impedisce, pensate nelle tasse, gli obblighi di ogni sorta che gli altri ci fanno pesare addosso, una persona che non sopportiamo, un vicino che mi costringe tante volte a dover fuggire, mi fa impossibile la vita, tutte cose esterne. Dice anche questa o quella limitazione delle nostre possibilità fisiche, una malattia che mi impedisce di fare quello che voglio, ragioni di salute, eccetera. Ci immaginiamo che per avere la nostra libertà dovremo prima eliminare tutte queste costrizioni e tutti questi limiti. E quindi dice lui, attenzione, essere libero non significa, come vi ho detto, che tutto sia liscio, perfetto e sotto controllo all'esterno di me, perché non sarà mai così. La libertà non è qualcosa di esterno, la libertà sta qui dentro e la libertà sta qui dentro. Cioè io potrei essere una persona che per fede, come ha capitato a tanti santi o a tanti martiri, si è incarcerato, cioè esternamente mi hanno tolto la libertà, ma internamente nessuno può togliermi la libertà di credere, nessuno può togliermi la libertà di amare e nessuno può togliermi la libertà di sperare. Questa è una cosa che magari noi non teniamo molto presente, però che ne so, parlando con persone che vengono da paesi che sono perseguitati, che hanno ben chiaro questa cosa, in Egitto per esempio, che c'è una persecuzione sempre indiretta contro i cristiani, loro sanno perfettamente che li potranno uccidere, però non mi tolgono la libertà di voler credere in Dio. E questi li rendono liberi, anche se vive una società dove il cristiano, il nome cristiano, viene messo nel passaporto, quindi tu non puoi acquisire certi diritti, non puoi avere certi lavori che sono soltanto per loro, cioè sembra che sei costretto a non far tante cose, ma loro si sentono liberi perché loro non possono far cambiare il modo di pensare, anzi vengono tatuati anche nelle loro mani una croce per farla vedere anche in modo pubblico che sono cristiani, come dicendo non mi potete togliere la libertà di credere, che è la cosa più bella. E quindi noi dobbiamo pensare, quando tante volte noi ci sentiamo soffocare, no, da tutte cose che ci costringono, no? Questa persona del lavoro non mi fa fare questo, usciamo già in macchina, quello che passa davanti, quello che non sa guidare, sembra che sono tutte cose che ti pressionano, ti tolgono la libertà, ti tolgono... Attenzione che la libertà è qualcosa che sta dentro di noi.
Alle volte noi non siamo liberi nel nostro cuore. Santa Teresina, lei aveva fatto un bel patto con il Signore, lei diceva già quando iniziava la giornata: Signore, accetto tutto quello che tu mi puoi inviare, soprattutto le cose che possano essere contrarie, cioè accetto il non tenere il controllo di tutte le cose. Quindi già lei offriva la sua libertà al Signore anche nei casi che erano contrari e che la costringevano o le toglievano esternamente la libertà. Però, ripeto, la libertà è qualcosa che sta dentro. E pensate, anche se noi avessimo, se io vi dicessi a voi, ditemi ognuno, io vi faccio questo miracolo, ditemi ognuno di voi che cosa vi toglie la libertà. Io vi potrei fare tutto, no? Tolgo questo vicino, tolgo questo compagno di lavoro, tolgo tutto quello che a voi vi costringe, ma sempre apparirà qualcosa di nuovo. Voi pensate per esempio nei matrimoni che tante volte si distruggono, si sfacciano perché dicono: va bene, non ti sopporto più, tu sei qualcosa che mi toglie la libertà, vado con un'altra persona. Ha risolto il problema? No, troverà lo stesso problema con l'altra persona. Non è che acquisita cioè tutti abbiamo i nostri difetti e ci troveremo sempre a capo. Perciò che dice Jacques Philippe, è nel nostro cuore che tante volte noi siamo allo stretto, come dice San Paolo. Dice lui: in questo tentativo di far capire la vera natura dello spazio di libertà interiore che ognuno porta dentro di sé e nessuno può sottrarli, vorrei raccontare una mia piccola esperienza a riguardo di Santa Teresa di Gesù Bambino, un'esperienza da poco che però mi ha insegnato molto, dice lui. Da molti anni Santa Teresa di Gesù Bambino è per me un'amica carissima e molto ho imparato la sua scuola di semplicità e fiducia evangelica. Che cosa imparai da questa santa riguardo alla libertà interiore? Lui racconta che lui abitava vicino in Francia al monastero dove era vissuta Santa Teresina, e certa volta le suore le chiesero a lui e ad altri sacerdoti di spostare il corpo di Santa Teresina perché doveva fare un giro in Francia. Si faceva tutto un pellegrinaggio con il corpo di Santa Teresina. E quando le chiesero questo favore, lui ha dovuto entrare nella clausura, dove noi non possiamo entrare nel monastero. Lui ha avuto il permesso per entrare nella clausura e si rese conto che il monastero era piccolissimo, e il contrasto che aveva lui in mente era questo. Leggendo i libri di Santa Teresina, quando lei racconta il suo monastero, sembra che sia un monastero immenso, gli spazi sembrano che siano grandissimi, e dice, e questo mi ha chiamato molto l'attenzione, cioè sembra che stava raccontando la santa un altro monastero. E pensando, lui si rese conto di questo, che la santa dentro di sé aveva un cuore così grande, così libero, che tutto lo vedeva grande, spazioso. Infatti Santa Teresa, che è una suora di clausura, è la patrona delle missioni. Mi dice, che c'entra? Lei voleva essere la missionaria più grande al mondo. Perché? Perché nonostante si trovava dietro le sbarre, il suo amore, il suo desiderio di libertà e l'aver lasciato la sua libertà nelle mani del Signore, la faceva una santa che arrivava a qualunque parte del mondo. E qui si trova il suo segreto. Perciò che dice San Paolo ai Corinti: non siete allo stretto da noi, è nei vostri cuori che siete allo stretto. Voi pensate, noi ci troviamo tutti i giorni, ci capita anche a noi, con persone che ti metti a parlare e tutto lo vedono nero. Tutto, tu parli e ti parlano male di questo, male di quello, va male questo e male quell'altro. Cioè, vivono una strettezza di cuore terribile. Ci sono altre persone che invece sembra che, nonostante le cose esterne e magari abitano nello stesso posto, hanno una capacità di apertura molto più grande, vedono le cose in un altro modo. E quindi qual è il problema?
che la mancanza di libertà si trova al nostro interno, nel nostro modo di vedere le cose. Se noi vediamo le cose di questo mondo e tutto quello che capita, anche alle volte di brutto, in un modo mondano e orizzontale, noi finiamo per disperare. Se noi tutte le cose che capitano le vediamo come qualcosa che Dio ha permesso, fa parte della sua volontà, della sua provvidenza, continuiamo a sperare in Lui, ci cambia completamente tutto. Io penso che già ve l'ho raccontato, però un'anziana ogni giorno che si svegliava mi diceva: padre, io in mattinata ogni giorno che mi sveglio ho due possibilità, due strade da scegliere. O penso a tutte le parti del mio corpo che non funzionano e quindi la mia giornata comincia malissimo. O mi concentro e penso sulle parti che ancora funzionano, cambia completamente la mia giornata. Vedete, è un punto di vista soltanto. Non è che devi fare qualcosa, è come vedo la realtà. Se noi vediamo la realtà con fede, con carità, con speranza, cambia completamente tutto. Però il nostro problema è che tante volte non lo vediamo così, vediamo solo nero. Perciò dice anche l'autore, è per questo che il cristiano che crede con la fede, che ama con la carità e che spera con la speranza, è una persona che nel suo interiore ha una libertà immensa, perché nessuno ti può costringere a non amare Dio, a non sperare e a non credere, perché è qualcosa della mia coscienza, è qualcosa di interno. E noi dobbiamo custodire questo dono prezioso di queste virtù, di questi virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. Perché da quanto grande sia la mia speranza in Dio, bene, io continuerò a sperare anche se fuori sembra che è tutto perso. Perché realmente ti viene la voglia di lasciare tutto vedendo il mondo come sta andando. Ti viene la voglia, sei tentato permanentemente a dire: perché devo fare del bene se intorno a me il male sembra che porta la parte vincente, va sempre avanti, almeno fa più rumore. Perché comportarmi bene? Perché compiere i comandamenti? Perché questo? Perché quell'altro? Ci sentiamo privi di libertà. Invece il cristiano è quello che realmente è libero. Un'altra cosa anche da tenere presente riguardo alla libertà, dice l'autore, la libertà in atto, dice, è un atto di scegliere, è un atto di dire anche sì. E questa è un'altra cosa da correggere, no? Dice lui. A causa della falsa nozione di libertà a cui abbiamo accennato, spesso si ritiene che l'unico vero esercizio della libertà sia quello di poter scegliere tutte le possibilità che ci vengono offerte, così come quando uno va a un supermercato. Quindi pensiamo che essere libero significa c'è la possibilità di scegliere questo e quell'altro. È vero, ma non è tutto. E allora anche si ritiene che tanto più si è liberi, quanto più è ampio il possibile vantaggio delle scelte. La misura della nostra libertà sarebbe insomma proporzionale all'ampiezza del vantaggio delle possibilità, delle opzioni. Quindi un altro punto sbagliato di quello che è libertà è appunto questo, pensare che io sono più libero tanto quanto più possibilità di scegliere. E se voi vi mettete a pensare, noi nella nostra vita ci sono tante cose che non abbiamo scelto. Non abbiamo scelto la nostra famiglia, non abbiamo scelto il paese dove siamo nati, la nostra lingua, il nostro nome, non abbiamo scelto essere maschio o femmina, non abbiamo scelto il nostro colore di occhi, il nostro nome, tante cose non abbiamo scelto. Quindi libertà non è semplicemente soltanto scegliere, è anche accogliere la realtà così com'è, perché è un dono di Dio. È anche saper trasformare la realtà, quella realtà che alle volte è dura, quella realtà che alle volte è difficile, è lì dove si vede la realtà, cioè la libertà, l'uso della nostra libertà è saper trasformare il male in bene, che è quello che fa il Signore.
Quindi libertà, attenzione, non è soltanto scegliere, perché questa è una falsa concezione della libertà. E questo anche ha profonde ripercussioni nella vita attuale, nella vita odierna, perciò che vi dicevo che oggi tanti che devono prendere una decisione pensano di perdere la libertà. Mi sposo, finisce tutte le possibilità delle altre scelte che ho perso la libertà. Quindi essere libero, dice lui, è dire sì anche a ciò che non abbiamo scelto. Vorremmo mettere bene in evidenza quanto sia importante questa forma di esercizio della libertà. L'atto più alto e più fecondo della libertà umana sta infatti di più nell'accoglienza che nel dominio, no? Io penso essere libero significa tenere sotto dominio le cose. Non è solo questo. È accogliere la realtà così com'è. L'uomo manifesta la magnificenza della sua libertà quando trasforma la realtà, ma ancora di più quando la realtà egli la accoglie con fiducia come essa gli si presenta giorno dopo giorno. Questo capita tante volte in quei casi di malattia, alle volte terminali, dove magari due pazienti devono portare la stessa malattia, ma uno l'accetta e l'altro no. Lo abbiamo visto anche sul Calvario. Il buon ladrone accetta quel peso che deve portare, si sente libero. L'altro non lo accetta, soffre molto di più. Vi racconto anche un altro aneddoto di un'altra anziana, un'anziana che deve subire una prova durissima, forse la più dura, no? Che è quella di essere spostata da casa, dove sono stati tutti i suoi ricordi, la sua casa, il suo regno, a una casa di riposo. E quando arriva, le dicono, l'infermiera che l'accoglie, gli comincia a dire come sarà la sua stanza, che guarda ancora non è molto bella perché dobbiamo sistemare questo, quell'altro, non sarà come casa sua. Gli dice: non mi interessa, a me mi piace, io già ho deciso adesso che questa stanza mi piace. La libertà è qualcosa che si trova qui e qui. Sono io a decidere le cose, non sono le cose a costringermi. È vero che tante volte l'esterno mi costringe, ma non mi toglie la libertà di dire lo accetto, lo trasformo, lo supero. Altrimenti, ripeto, qualunque cosa scappa dal nostro dominio ci toglie la libertà interiore, ci fa male. Invece il cristiano possiede la capacità di non perdere la libertà e di trasformare le cose che tante volte esternamente, apparentemente, mi tolgono la libertà. Per ultimo, come reagire di fronte a quello che mi toglie libertà, mi toglie spazio? Noi possiamo reagire in 3 modi. Mi posso ribellare, posso rassegnarmi o posso accettare, trasformare. Noi sappiamo che con la ribellione, ribellarmi, non accettare una malattia, non voler accettare qualcosa che mi ha fatto del male, che mi ha fatto perdere il dominio della realtà, non risolve nulla. Cioè, aggiungo un problema a quello che già ho. Cioè la ribellione non ha risolto nulla in tutti gli anni della nostra vita. È vero che la ribellione può essere, alle volte, e lo è, una reazione spontanea, però non risolve nulla. Non risolve nulla ribellarmi. Un secondo passo, che non è l'ultimo nel meglio, però è un passo in più riguardo alla ribellione, la rassegnazione. Cioè, una volta che mi rendo conto di questa situazione che devo portare, mi rassegno. Però ancora è un sentimento umano, cioè mi rassegno significa accettare passivamente senza un minimo di speranza, come dicendo va bene, è così, punto e basta, ma rimane sempre in un piano orizzontale, non approfitto nemmeno quello che mi sta accadendo, non riesco a trasformarlo,
Invece il cristiano è chiamato ad accettare da quel sentimento di assenso. Accetto questo che mi fa male perché mi può servire per qualcosa. Questa malattia può servire per redimere tante persone, redimermi dai miei peccati, dalle mie infedeltà. Queste persone che tante volte sono intorno a me e che tante volte mi infastidiscono, bene, se il Signore lo ha permesso, questo mi fa crescere in pazienza, questo mi fa crescere in umiltà, questo mi fa crescere in carità, questo mi fa crescere... E il punto è vederlo con gli occhi di Dio. Se io vedo tutte le cose in un modo mondano, umano, è pur vero che tutto mi costringe e tutto mi fa perdere la libertà. Ma se io comincio a vedere le cose con gli occhi di Dio, tutte queste circostanze sono circostanze che mi aiutano a crescere nella mia libertà. Accolgo le cose che vengono così come sono e li devo trasformare. Non mi devono togliere la pace interiore e non mi devono togliere la libertà, perché essendo figlio di Dio sono figlio di quello che ha creato la libertà stessa tramite la speranza, la fede e la carità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.